Questa è la storia di Venezia, settima parte dal 1201 al 1205, la quarta crociata e la presa di Costantinopoli. La quarta crociata viene indetta nel 1198 da Papa Innocenzo III, ma dopo il fallimento della terza crociata gli stati europei non sono molto disposti. In più i tedeschi erano in polemica col Papa, Francia e Inghilterra erano in guerra e le città marinare avevano i loro interessi in Oriente. Dopo le prediche di Folco di Gnoglì, la crociata viene confermata nel 1199, ma ha difficoltà a partire a causa della morte di Riccardo Cuor di Leone e dell'interdetto del Papa sulla Francia, perché il re aveva ripudiato sua moglie. Nonostante tutto, per l'impresa, i nobili francesi scelgono come capo il conte di Champagne, sostituendolo poi con la sua morte nel 1201 con Bonifacio I del Monferrato. L'obiettivo è invadere l'Egitto. I crociati, consapevoli di quello che era successo nelle crociate precedenti, scelgono la via del mare e, scartate Marsiglia e Genova, si affidano a Venezia per il trasporto. Ai primi di febbraio del 1201 la delegazione crociata raggiunge Venezia e viene accolta dal doge Enrico Dandolo e in aprile viene stipulato il contratto per il trasporto e il rifornimento. In cambio di 85.000 marche imperiali d'argento, i veneziani avrebbero messo a disposizione per la fine di giugno del 1202 la flotta necessaria per il trasporto di 4.500 cavalieri con i loro cavalli, 9.000 scudieri, 20.000 fanti, in più 50 galee avrebbero fatto da scorta e in cambio la metà delle conquiste sarebbe andata a Venezia. Dopo la ratifica viene fatta una messa solenne nella Basilica di San Marco, molto partecipata. I crociati iniziano a radunarsi tra l'aprile e il giugno 1202 sull'isola di Lido davanti a Venezia, ma rispetto alle previsioni il loro numero è molto ridotto e il denaro raccolto non basta a coprire il costo del contratto, mancando ancora 34.000 marche d'argento. In queste condizioni i veneziani si rifiutano di prendere il mare, trovandosi nella situazione di aver investito capitali che ora temevano di perdere e dover continuamente sfamare i crociati accampati in attesa di partire. Il capo dei crociati, Bonifacio I del Monferrato, negozia un compromesso con il doge Enrico Dandolo. I veneziani partecipano all'impresa e il doge ne assume il comando. La grande flotta parte da Venezia. Si stimano 202 navi di vario tipo con a bordo 17.000 veneziani e 32.000 crociati. La flotta si ferma prima a Trieste e poi a Muggia, che i veneziani sottomettono. Arrivati a Zara, che si era ribellata a Venezia, la città viene assediata e poi assaltata, presa e saccheggiata. Saputa la notizia, il Papa scomunica la crociata. Contro i suoi ordini era stata aggredita una città cattolica. In risposta, molti crociati si difendono sostenendo di essere stati ricattati e costretti da Venezia. Il Papa quindi gli toglie la scomunica, lasciandola solo ai veneziani. Il doge Dandolo non se ne interessa e prende contatto con l'imperatore del Sacro Romano Impero Filippo di Svevia, anche lui scomunicato, per convincere il Papa a far continuare l'impresa. A Zara i crociati ricevono un'ambasciata del principe bizantino Alessio IV, figlio dell'imperatore Isacco II che era stato usurpato e imprigionato dal fratello Alessio III. Alessio IV era riuscito a fuggire di prigione nel 1202 e si era rifugiato in Germania da sua sorella, moglie di Filippo di Svevia. La proposta del principe bizantino è quella di collaborare con i crociati per far riprendere il trono al padre. In cambio avrebbe dato aiuti militari, denaro e viveri ai crociati, avrebbe riunito la Chiesa d'Oriente con quella d'Occidente e avrebbe concesso accordi commerciali favorevoli a Venezia, pagando anche la somma che i crociati non avevano pagato. Il Papa, che desiderava la riunione con la Chiesa ortodossa, si fa convincere, toglie la scomunica e dà il suo permesso per il proseguo della crociata e per sconfiggere l'usurpatore Alessio III. Alcuni crociati si rifiutano di assalire un'altra città cristiana al posto di combattere i musulmani. Si separano facendo rotta per la Siria. La flotta veneziana riparte nel 1203, sosta prima a Durazzo, poi a Corfù, arriva a Costantinopoli e i crociati sbarcano a Galata. Contro le aspettative non vengono accolti in città e si combatte per alcuni giorni fino a quando i veneziani non creano una breccia nelle mura. Alessio III, alle strette, fugge con una parte del tesoro. Isacco II viene liberato ed è pronto a confermare le promesse fatte ai crociati dal figlio, che nomina il correggente. Presto però si accorge che non è facile rispettare i patti, le casse del regno sono vuote e sia il clero che il popolo non vogliono assolutamente l'unione delle due chiese. Per temporeggiare, tranquillizza i capi crociati con doni costosi, usando l'argento dei candelieri delle chiese scontentando il clero e alzando le tasse scontentando il popolo, che già era infastidito dai comportamenti dei cavalieri nella loro città.
I crociati, che avevano bisogno di viveri, iniziano a rubare e per questo vengono aggrediti per le strade. Alcuni, in reazione, danno fuoco ad alcune case, causando però un grave incendio in città. Il cugino di Alessio IV, Alessio V, si rivolta e lo uccide, e alla misteriosa morte di Isacco II sale al trono, rifiutando di rispettare i patti con i crociati e i veneziani, imponendogli di andarsene. I crociati non hanno nessuna intenzione di rinunciare e nel marzo 1204 si accordano con i veneziani per spartirsi l'impero bizantino, per 3/4 spartito tra veneziani e crociati, e il restante quarto governato da un imperatore scelto in accordo tra crociati e veneziani. Il primo attacco dei crociati viene respinto, ma per il secondo i veneziani usano uno stratagemma. Vengono costruite piattaforme sulle cime degli alberi delle navi che inclinate andavano a toccare le mura fungendo da scale. Le mura vengono prese, le porte aperte e la città presa, con Alessio V barricato nel palazzo imperiale. I crociati, per prevenire controffensive, fanno scoppiare un altro incendio. Alessio V scappa e il giorno dopo la città viene saccheggiata. I crociati entrano nei palazzi, nelle case e nelle chiese, prendendo qualsiasi cosa di valore e facendo vittime civili. I veneziani, tra le altre cose, prendono 4 cavalli di bronzo che piazzano poi sulla Basilica di San Marco. La quarta crociata conquista Costantinopoli, stabilendo l'impero latino e sostituendo il patriarcato ortodosso con uno latino. Venezia ottiene la costa occidentale della Grecia, la Morea, Nasso, Andro, Negroponte, Gallipoli, Adrianopoli e i porti della Tracia e 3/8 della città di Costantinopoli. Ormai da anni la Repubblica era solo formalmente ancora le dipendenze dell'impero bizantino, ma con la quarta crociata diventa uno stato indipendente sotto ogni punto di vista, tagliando definitivamente con l'ex dominatore. Enrico Dandolo rende così Venezia uno degli stati più potenti nel Mediterraneo orientale. Si sposta poi ad oriente, dove per consolidare il nuovo impero guida una campagna contro i bulgari, muore poi nel 1205 venendo sepolto nella Basilica di Santa Sofia, a Costantinopoli.